soprattutto Filcor. Boaci, il vantaggio del Sassuolo esattamente al 38esimo minuto. Grosseto 0, Sassuolo 1, Boaci. A te Del Vecchio. E dunque, come detto nel flash su Bari, il Sassuolo, la capolista, si è portata in vantaggio al 38esimo con il giovanissimo ghanese Boaci. È il secondo gol in campionato per lui consecutivo. Tra l'altro ora siamo al 41esimo minuto e seguiamo questo calcio di punizione in favore del Grosseto, che tra l'altro ha risposto, e tra poco vi diremo come, alla rete subita pochi istanti fa. Bonanni prende una lunga rincorsa, pallone spostato leggermente sulla sinistra, ma Bonanni è dotato di un gran sinistro, potrebbe tirare in porta dai 32 metri e invece serve all'interno dell'area di rigore. Si alza la bandierina del primo assistente dell'arbitro, del direttore di gara Nasca di Bari, primo assistente il signor Schenone. Fuori gioco, posizione irregolare da parte di uno dei giocatori del Grosseto, dunque punizione in favore del Sassuolo. Dunque al 38esimo il gol del vantaggio al termine di un'azione splendida davvero, con il cross dalla destra di Troianiello, pallone che termina dalla parte opposta per Longhi, che si è fatto trovare pronto nel recuperare la sfera. Longhi ha servito corto Boaci con un colpo di tacco, è stato bravissimo Boaci nel girarsi alla spalla e alla porta e a sorprendere sul suo palo Bremek, pallone che si è insaccato alla destra dell'estremo difensore uruguaiano. Dunque Sassuolo 1, Grosseto 0, Grosseto che però ha risposto 90 secondi più tardi con una conclusione di Del Vecchio. C'è stata una deviazione di Terranova, ma ottimi riflessi di Pomini, che sempre sul suo palo ha respinto in calcio d'angolo. Ora siamo giunti al 42esimo minuto nel corso del primo tempo, dunque si è sbloccato il risultato al Carlo Zecchini con il Sassuolo in vantaggio sul Grosseto per 1-0 grazie alla rete di Boaci al 38esimo. Andiamo a Varese. Continua ad attaccare la formazione di Eusebio Di Francesco, lo fa con un tentativo di cross di Catellani intercettato, ancora Missiroli, pallone dentro per Longhi, area di rigore, Longhi di fronte a sé, Padella, parte il cross, Boaci di testa, rete, ancora lui, Boaci. Il gol era nell'aria perché il Sassuolo stava dominando, colpo di testa vincente e il raddoppio della capolista esattamente al 10° minuto della ripresa. Grosseto 0, Sassuolo 2, la doppietta di Boaci. Sta per entrare in campo nel Grosseto Lupoli. Ma andiamo a Varese. Con una bellissima l'azione della formazione emiliana sulla sinistra, il cross di Longhi, Boaci ha schiacciato di testa. Vediamo il tentativo di Lanzafame, rete, gran gol di Lanzafame, grandissimo gol di Lanzafame. Il Grosseto riapre la partita esattamente al 38esimo della ripresa, gol di Lanzafame, un bel destro, ha lasciato rimbalzare il pallone all'interno dell'area di rigore, si è coordinato benissimo Lanzafame e ha battuto Pomini, imprendibile il pallone che è terminato in rete alla destra dell'estremo difensore del Sassuolo, e dunque Lanzafame riapre la partita, il primo gol per lui in questo campionato al 38esimo della ripresa. Dunque cambia il punteggio al Carlo Zecchini, Grosseto 1, Sassuolo 2, linea Varese. Ancora il Sassuolo che congela il pallone con Cipsa, che sta giocando da grande esperto, in realtà lo ricordiamo è un classe 93 e comunque una presenza fondamentale per il centrocampo del Sassuolo. 49-45. Il pareggio dell'Empoli proprio allo scadere, per il marcatore ci sentiamo dopo, Barchesi. E questo è un altro risultato pro Sassuolo ed è davvero fuga importantissima per il Sassuolo, che vince la partita, una partita che si è resa complicata nel finale. Ha battuto il Grosseto per 2-1, la doppietta di Boaci al 38esimo del primo tempo, al 10° della ripresa, poi la rete del Grosseto nella ripresa al 38esimo realizzata da Lanzafame. E fuga Sassuolo batte Grosseto 2-1, la linea che va a Ugo Russo a Varese. Eh sì, una vittoria importantissima perché il Sassuolo è veramente in fuga, ha battuto il Grosseto per 2-1, un Grosseto che comunque esce tra gli applausi da parte dei 4.000 del Carlo Zecchini, una prova generosissima da parte della formazione di Mario Somma, che ha debuttato sulla panchina del Grosseto al posto dell'esonerato Francesco Moriero. E dobbiamo dire che la situazione di classifica del Grosseto certamente è pessima, vista l'ultima posizione per i 6 punti di penalizzazione, ma ci sono spiragli positivi per il futuro del Grosseto, perché abbiamo visto una squadra sicuramente vivace e soprattutto nel finale lo ha testimoniato. Il Grosseto ha giocato su alti ritmi in pratica fino al momento del gol del 2-0, ha avuto anche un paio di opportunità per arrotondare il bottino, ma poi ha sofferto nel finale e ha rallentato il ritmo. Ne ha approfittato il Grosseto, che si è fatto vivo, ha colpito anche una traversa prima del gol di Lanzafame che ha riaperto il match, ma poi nel finale comunque non ha avuto occasioni il Grosseto per recuperare definitivamente la partita e per pervenire dunque al pareggio. Dunque il finale dal
del Carlo Zecchini con la vittoria del Sassuolo, l'ennesima in trasferta, 2-1 sul Grosseto, ed ora il Sassuolo è davvero in fuga con 22 punti. A te Filippo Corsini.